Ciao raga, bentornati nel canale. Oggi si va. Guardate come sto salendo. Non ho niente, non sto facendo fatica. Bello. Oggi prima volta vera che provo una bici elettrica, e per gentile concessione della mamma. Quindi dai, andiamo, divertiamoci. Adesso vado a prendere Davide, il mio amico, e vediamo di divertirci. Andiamo a fare qualche sentiero per provarla bene, e poi verso la fine del video ve la presento anche, che sì, ecco, così almeno capite anche di che bici parlo. Andiamo a prenderlo e poi facciamo un po' di casino. La visuale di oggi è questa. Mi sento altissimo ed è molto strana. Ho provato un'altra bici elettrica nella mia vita a Livigno, però questa è molto diversa, anche perché è molto più nuova, quindi sì, diciamo che c'è stata un'evoluzione sicuramente, ma come vi ho detto prima, a fine video ve la racconto. Abbiamo recuperato il signorino, adesso andiamo a divertirci. Ma se con le bici da cross country andassimo così in salita, Davide? Speciali! Non salta e frena poco anche. Ok, qua salta. Figata. Oh! Mettiamo vai. Ma è qua? No, si è spenta! Questa, raga, è una salita impossibile da fare con la bici normale. Boia, non è vero! Non è vero! Che cazzo dici con una gamba? Qua a sinistra, no? Ciao. Tentativo numero 2. E allora? Che bomba! Adesso la proviamo meglio in discesa. Bello, figa. È la cosa più stabile che io abbia mai guidato. Non va più il motore, Giacomo! Mamma, lo so che stai guardando questo video. Devi darmi di quelle bastonate in discesa con sta bici adesso, che non hai neanche idea. Altro sentiero che di solito si fa in giù. Questo è una delle discese dell'XC Castelli di Montecchio. Mamma mia, Davide, stiamo arando i sentieri. Guarda che roba! Che cazzo dici? Ah! No! Ma dai! Ok, fin qua bene. Si mette il turbo. Via. Wow. Qua. Che bomba! No! Via. Madonna, che pesante che è però in discesa. Troppo bello. Guarda che roba.
Cioè, è perché non ho il Garmin, se no sarebbe com quasi. Bello! Guarda che roba! Dio buono, ma io voglio una bici stabile così nella mia vita. Montenero. Beh, ma qua dobbiamo scendere però. No. Come no? Dai, easy dai. Dai, easy dai. Si va, si va, si va, si va. Oh! Scusa, ma il cambio qua? Ah, eccolo. Spettacolo, raga. Spettacolo, spettacolo. Guarda che roba. Per il signor Marco Aurelio Fontana, se vedi questo video, andiamo a fare un giro insieme. Signori, ci siamo separati io e Davide, è stato un giro fighissimo, non mi sono mai divertito così tanto in bici veramente. La bici è questa qui alle mie spalle, è una Specialized Turbo Levo da 29 ovviamente, quindi ruote belle grandi, non è una Plus però come vedete ha le gomme larghe come la mia mano e tiene da bestia, veramente è una roba fotonica, sembra di andare via con la KTM di Cairoli. E vabbè, ha una singola come rapportatura, ha un 10-11, non mi ricordo quale opinione, 42 perché è 11 velocità, batteria e quant'altro non ne ho idea, freni Shimano Saint con 4 pistoncini, quindi una potenza frenante veramente esagerata, cioè giusta per fermare la bici, però abituato ai miei XTR sulla Spark è tutta un'altra cosa. I pro nel fatto di usare una bici del genere sono veramente tanti, non è solo per chi non ha voglia di fare fatica o comunque non ha le possibilità di allenarsi. Ad esempio il sabato prima della gara vado a fare le prove percorso e magari potrei fare un paio di giri con la Spark per prendere feeling, ma dopo comunque facendo un paio di giri non entri tanto in confidenza col percorso. Invece con questa che ti dà una gran mano avresti la possibilità di continuare a girare senza fare più di tanta fatica, anche perché una batteria comunque dura. Siamo stati in giro un paio d'ore oggi e sinceramente mi pare di aver consumato il 30-40% di batteria, quindi tanta roba insomma. Il secondo vantaggio è in discesa, avendo queste sospensioni, queste gomme, fa paura, veramente la puoi mollare tantissimo. E non ho il Garmin oggi giustamente perché sennò avrei fatto PR dappertutto, però anche in discesa cioè veramente è stabilissima, ma comunque penso si sia visto nelle immagini. Di contro invece fondamentalmente non ce ne sono, nel senso che non ha più di tanti aspetti negativi. Bisogna un attimo capire l'erogazione del motore perché è molto diverso rispetto a una bici normale, nel senso che comunque anche nei punti tecnici in salita, se tu vuoi rallentare un attimo perché vuoi vedere dove passare così, questa qui invece continua a spingere, quindi ti porta avanti e a volte ti sorprende un po', però credo sia solo una questione di regolare la potenza del motore e prenderci mano. Insomma, come vi ho detto è la prima volta che la uso, quindi
ecco. E l'ultimo aspetto negativo è probabilmente se finisci la batteria sei un po' nei casini, quindi sì, non è proprio piacevole. Raga, questo video finisce qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Attenzione, soprattutto iscrivetevi perché arriverà nei prossimi video un giro con una vera bici da enduro, quindi non elettrica, sempre Specialized probabilmente, e successivamente un altro video ancora in cui prendo una discesa fatta con la mia Spark, con questa e con l'altra bici da enduro, in cui le metto a confronto e vediamo quali sono le differenze, che secondo me può essere un video molto interessante. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!